terra, ai piedi del Monte Grappa, che racconta al mondo la sua storia di gente di fiume. Le 9 contrade cittadine si sfidano ogni anno navigando le tumultuose acque del fiume Brenta in una gara senza riserva di colpi su zattere di legno da loro costruite. Entriamo nel 38° Palio delle Zattere di Vastagna e nella sua storia. E così Vastagna ci accoglie con il suo sindaco Luca Ferrazzoli. Buongiorno sindaco. Buongiorno a voi. Una vera e propria manifestazione, ma non solo, una vera e storica parata. Sì, una vera storica parata, una grande occasione per il territorio, come abbiamo detto, con valenza storica, culturale, ma anche di promozione, perché grazie a questa manifestazione molto sentita nel territorio vi è l'occasione per fare conoscere anche a persone che qui non abitano le peculiarità della nostra valle. Non solo italiani, ma anche stranieri. Sì, molti stranieri, molte persone in bici, ma le presenze sono consistenti, numerose e in crescita. Quante le persone che sfileranno proprio in questa manifestazione? Le contrade sono 9, ognuna ha il suo colore, ha il suo stemma e diciamo che i figuranti sono belli da vedere, belli anche da capire. Quanti saranno? Sono tantissimi, ma anche è l'espressione di quanto è sentita la gara, perché al di là della manifestazione in sé è proprio l'attività preparatoria, il prendersi in giro tra comunità e sentirsi una migliore dell'altra, sempre nell'ottica ovviamente di una cornice condivisa. Vastagna sì, paese si può dire di montagna che ha radici però profonde con la Serenissima, sì, perché è proprio là che parte la nostra storia. Sì, qua si fluitava il legname verso Venezia, se pensate insomma al nostro ponte, per dirne una si chiama Ponte di Rialto e credo che questo la dica lunga sul legame strutturale importante tra questa comunità e Venezia. Una storia tutta da raccontare, grazie sindaco. Delle zattere, sì, zattere, imbarcazioni in legno che venivano costruite proprio qui, in queste contrade. Qui ci troviamo nella Contrattorre, la Contra che ha vinto l'ultimo palio, quello dell'anno scorso. Una storia meravigliosa che ci racconterà il professor Giorgio Cavalli. Buongiorno professore. Buongiorno. Palio delle Zattere proprio per sancire ancora una volta e sempre di più il legame forte che caratterizza questa zona, questo tratto di fiume Brenta, Val Brenta, la Brenta si dice, no? Al femminile, Zattere e Brenta che costituivano una grande arteria, una grande strada che portava alla Serenissima, quindi garantiva veramente commercio e traffico di gente e legname verso sud. E allora perché non pensare ad una gara, ad un agone vero e proprio, nobilissimo agone che caratterizza per 38 anni questa nostra valle. Ma la storia, professore, com'è nata? L'idea, com'è nata? L'idea nasce dalla Proloco, dai membri della Proloco, pensano di cambiare un po' la storia, di giocarsi la carta delle zattere. Si preoccupa di fornire il legname, il nudo legname alle contrade che si devono costruire le zattere. A quel punto diventa interessante come costruire la zattera dal punto di vista filologico, storico. C'è chi svuota i tronchi, c'è chi la fa in maniera filologica e quindi con tronchi pieni. Entra in gioco addirittura chi va all'Università di Padova, al Dipartimento di Fisica per capire che cosa funzionava di più. Morale del discorso, vince la prima edizione un terzetto formato da Perli Scheggiante e Negrello Ivan che porta ad Oliero la prima vittoria della Palio delle Contrade. E di qui è una discesa continua dopo 38 anni. Dopo 38 anni Oliero conta 15 vittorie di Palio e poi
si sono avvicendati varie contrade. L'unica contrada che non deve vincere è i Mori, che io do per favorita quest'anno. Difatti li danno per favoriti, sono tutti quanti impegnati. Lo meriterebbero per l'impegno profuso in tutti questi anni, anche se la contrada che ospita questa intervista, cioè Contrada Torre, non è assolutamente disposta a mollare la presa, perché è sulla carta tra le contrade più forti. Professore, lei ha visto che io sono arrivata a piedi scalzi, non ho resistito a vedere queste vie che portano al fiume, e tutte le contrade sono così emozionali. Tutti i luoghi del mondo andrebbero misurati proprio a piedi scalzi per capirne l'essenza. Valstagna in particolar modo e tutta la Val Brenta ha questo incanto. Io vi invito proprio a mettervi a piedi scalzi e a scoprire le nostre contrade nelle strutture ricettive, i vari ristoranti che hanno, ma anche i piccoli angoli di incanto che la Val Brenta presenta. Come questo? Come questo, non solo le anse del Brenta, le conoidi, i sentieri verso la montagna, le nostre grotte, insomma tutta una serie davvero di piccoli gioielli da scoprire. Ed eccomi con Lara Cavalli, presidente della Proloco di Vastagna. Ciao Lara. Benvenuti. Grazie. Grande evento questo del Palio di Vastagno, giunto alla sua 38esima edizione, un evento riconosciuto da sempre anche dalla Regione con tante novità. Con tante novità. Quest'anno abbiamo pensato di introdurre un concerto lungo tutta la riviera con una marching band, i Fancasin, che sono una delle prime marching band venete, straordinarie loro, che animeranno tutta la riviera prima che tutto si fermi, il respiro pure, in attesa del 38esimo Palio delle Zattere. Ci sono anche altre novità, perché abbiamo dei divertimenti non solo per i bambini ma anche per i grandi. Esattamente, perché alla fine il Palio è una grande festa, è un momento in cui vogliamo veramente regalare gratuitamente, perché a parte ovviamente le birrette, tutto quello che vedete è gratuito e lo facciamo perché crediamo che tutti abbiano il diritto di godere di un giorno di festa e godere di Valstagna nel migliore dei modi. E c'è una contrada che non ha mai vinto ed è la tua, però quest'anno siete posizionati bene, vero? Allora, come sempre lo so, mi odieranno tutti, ma forza Mori, vi prego! Ma entriamo nel vivo della manifestazione, sì, vero, ma facciamo adesso un passo indietro nella storia, venite con noi. Alle nostre spalle, Lara, vediamo il gruppo storico degli Zattieri del Brenta. Esatto. Ma chi è e chi era lo zattiere? Lo zattiere era colui che oggettivamente trasportava il legname prodotto qui a Valstagna alle remerie veneziane, e la straordinaria associazione degli Zattieri del Brenta con la zattera storica ha il compito di portare avanti questa memoria, e come li potete vedere sono schierati anche loro a benedire i nostri zattieri. Lara, le vediamo le contrade arrivare, un tripudio di colori, cosa succede adesso? Adesso tutte le contrade si avvicineranno qui alla chiesa per far benedire le loro attole, che sono quei bastoni che vedete tenere in mano agli zattieri sulla zattera per spingersi in avanti. È una sorta di benedizione benaugurale affinché tutto vada liscio, affinché veramente il Palio sia una grande festa per tutti noi. Diamo onore a queste 9 contrade, ce le ricordiamo? Allora, proviamo a partire da nord verso sud seguendo il flusso del Brenta. Costa Collicello, San Gaetano, Sasso Stefani, Giara Modò, che sono insieme. Fontoi, che sono i più piccoli, giallo-neri, i Mori, la Torre, la Piazza o San Marco, Londa e Oliero. Un'altra grande novità qui a Val Brenta è la collaborazione tra giovani e giovani. La musica unisce sempre qualsiasi popolo, qualsiasi generazione. Come? Allora, il bello delle due realtà, Anguana Music Festival e qui il Palio delle Zattere, che ci siamo uniti, un gruppo di giovani a Mussolente, dove dal 1° al 5 agosto al Parco della Vittoria, ad ingresso totalmente gratuito, faremo un charity festival il cui ricavato andrà a favore di Dinamo Camp. E quindi Anguana Music Festival, anche qui come
comunque a Val Brenta. Assolutamente sì, è bello perché uniamo anche le due realtà dell'acqua. Le zattere, noi siamo Anguana, una dea dell'acqua, quindi è il bello che uniamo anche metaforicamente anche la natura in mezzo a tutto questo. E festa sia? Sempre assolutamente sì, vi aspettiamo. Qui si va a birra, quante birre si spinano in queste giornate? Con tutti i bar e il nostro chiosco della Proloco penso che 30-40 fusti li facciamo fuori. Si dice che l'anno scorso ci siano state almeno 4.000 presenze qui a Val Brenta. Sì, infatti offriamo queste birre e questi mezzi e mezzi un po' per finanziare tutte le attività della Proloco. Entriamo nel vivo della gara con Davide. Raccontiamo al nostro pubblico innanzitutto quanto tempo fa avete iniziato a costruire queste zattere? Allora, per la gara odierna noi ci prepariamo mesi prima. Noi da gennaio in poi cominciamo la fase organizzativa dell'evento e anche tutto ciò che riguarda la realizzazione delle zattere. La gara in sé parte a qualche chilometro più a nord rispetto a Vastagna, parte da San Gaetano. Le contrade partono seguendo una griglia di partenza determinata da ciò che è successo la settimana scorsa durante l'anteprima del palio. C'è una fase intermedia, che è quella che vediamo qua, in cui deve essere presa la propria bandiera, portata nella parte sinistra del Brenta, dove ci sono le damigelle, preso bandiera e sciarpa della damigella, portata nella parte opposta, nella parte destra, e fino in fondo, fino alla... Durante la gara succede di tutto. Succede di tutto. Un popolo di navigatori sì, ma che ha sfornato grandi campioni. Sì, qui abbiamo avuto campioni olimpici e abbiamo anche dei nuovi campioni, in particolare il figlio del campione olimpico, quindi chi nasce e vive a Vastagna ha un contatto con il fiume, insomma, che gli consente di fare cose eccezionali. Ha detto giusto, il contatto con il fiume, che non perdona e non si scherza con il fiume, e proprio per questo quest'anno una grande novità. Diciamo che le manifestazioni, e questo serve anche da monito per chi utilizza il fiume per scopi ludici, insomma vi è sempre un sistema di sicurezza importante, perché l'incolumità pubblica anche di chi è in acqua è fondamentale, quindi non solo la safety, diciamo, per la manifestazione esterna, ma anche quella in acqua. Prima è la torre che va a creare questo terzetto di vittorie. Torre per prima, Mori secondo, terzo Fantoli. Come vedete, Torre, come da pronostico, tra i favoriti, è prima in questo momento. Fasi cruciali importantissime. Mori, 38 anni che non vincono, però sono secondi. Secondi, stanno incalzando. Torre assolutamente sta dimostrando di valere tutto quello che si è detto di buono su di loro. Che in una gara sì, ci vuole la forza, ci vuole la professionalità, ma anche la fortuna. Assolutamente, Mori, come da cronaca, ha preso una linea d'acqua sbagliata, è stata superata dalla Torre ed è stato fatidico. 100 metri che decreteranno la vittoria, la grande vittoria, lo strapotere di Torre. Torre sta dimostrando di essere veramente la contraria che è da battere anche nel futuro. Applausi. È come un fiore, ha un cuore che rimane costante nel tempo e che la gara non cambia mai, a meno che non sia il fiume a cambiare. Grazie di essere stati ancora una volta in nostra compagnia. Io naturalmente rinnovo il nostro appuntamento per la settimana prossima, sempre con itinerari. Buona serata.